questo è il modo per spillare e servire una pizza. Ultimo giorno del Vinitaly, dulcis in fundo, come dicevano i latini, un'antica tradizione, un'antica esperienza c'è anche qua, nei colori, nei sapori di una birra davvero fantastica. Questa è la parte di selezione di Verona News, di alcune cantine, di alcune esperienze vinicole, ma non solo. Grazie mille Bruno Lobosco, nostro ospite, General Manager, possiamo definire così, dell'area 1 Nielsen, quindi il nord-ovest dell'Italia, per una birra che insomma è famosa in tutto il mondo e qua in Italia sa farsi apprezzare dei palati insomma nostrani. Certamente, un ottimo prodotto, una birra che possiamo definire qualitativamente di un valore superiore, in quanto un'azienda che nasce nel 1753 e dopo 9 generazioni continua ad essere una delle poche birrerie tedesche di proprietà di famiglie e non di gruppi, che comunque riesce ancora ad essere presente in tutto il mondo, perché noi non solo in Italia, ma il nostro prodotto è venduto e conosciuto presso anche altri paesi all'estero. In questo momento stanno scorrendo le immagini che abbiamo girato e nel dietro le quinte lei ci ha raccontato insomma delle storie anche particolari di un'esperienza certosina di un uomo di fede che ha avuto anche la fede nella birra, diciamo che è da sempre uno degli alimenti principali insomma della dieta di tutto il mondo, delle persone. Certo, e tra l'altro nell'ambito della fiera quest'anno del Vinitaly abbiamo avuto anche l'opportunità di presentare un nuovo prodotto, che è una birra d'abbazia, una birra che nasce proprio per la volontà della Caterina Kramer, l'attuale titolare proprietaria dell'azienda, in quanto presso un antico monastero vicino Warstein era conservata questa ricetta di questo frate priore, dove siamo riusciti a ottenerne la possibilità di produrla, e presso un birrificio importante a Gand presso il Belgio, la famiglia Wastenberg, ci viene prodotta questa birra che viene così ad arricchire ulteriormente quello che è tutto il brand e tutta la gamma dei nostri prodotti. Noi siamo stati qua in questi 4 giorni, abbiamo visto sempre tanta gente. Quando vedrete questo filmato il Vinitaly sarà già finito, quindi allora possiamo chiedervi qualche indirizzo dove vi possiamo trovare. Noi siamo con gli uffici commerciali della Vastana Italia a San Giovanni Lupatotto, quindi qua vicino. Siamo presenti ogni anno al Vinitaly. Per noi il Vinitaly è anche un po' la nostra vetrina e il nostro modo di ringraziare i consumatori, i punti vendita e il nostro distributore qua e i nostri distributori di quest'area, in quanto avendo gli uffici proprio in provincia di Verona ci sembra doveroso, in segno anche di rispetto, dare la possibilità ai nostri clienti più affezionati di poter venire qua e così rincontrarci e degustare in maniera ineccepibile quelli che sono i nostri prodotti. Grazie.